4 anni il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin, fuggendo subito dopo. Stamattina la sentenza, i familiari nulla ce lo riporterà indietro. Pubblicati i dati ACI-Istat su incidenti stradali, vittime e feriti nelle province d'Italia. In Veneto, maglia nera Venezia, più 26 vittime in un anno. Ancora infortuni sul lavoro, a Valdobbiadene 45enne dipendente di una ditta edile precipita accidentalmente da un ponteggio in un cantiere, è grave, in ospedale. Aggressioni ai sanitari, infermiera del pronto soccorso di Agordo presa a pugni e minacciata con un coltello da una paziente che pretendeva il metadone, l'ULSS, escalation insostenibile. Ordinanza del sindaco di Abano Terme per la bonifica dell'hotel Alexander, dove è divampato l'incendio con 40 persone intossicate, il direttore della struttura pronti per iniziare i lavori di sistemazione. I debiti della superstrada pedemontana incideranno sui servizi della sanità, l'attacco del consigliere regionale del PD Andrea Zanoni in vista del dibattito a Palazzo Ferrofini sul bilancio. Giornata importante per l'Università di Padova, a 100 anni di distanza dalla nascita e a 15 anni dalla chiusura è stato riaperto il teatro anatomico Morgagni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Queste le notizie principali di stasera, ma subito il sondaggio che vi presentiamo è relativo allo studio da parte del Ministero dell'Economia di introdurre un prelievo sugli extra profitti delle banche, ma è scontro nel governo. Roba da Unione Sovietica, ha detto il vice premier Tajani, ed è scontro tra Lega e Forza Italia. Questo proprio il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Lo vediamo, scontro nel governo, giusto tassare le banche? 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, 0422 1626 690 se la vostra risposta è no. L'esito questa sera nel corso di Ring. Allora veniamo alla nostra notizia d'apertura. Oggi in tribunale a Vicenza la sentenza del processo per la morte del campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Del popolo italiano, il Tribunale di Vicenza, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Rieke Wolfgang responsabile del reato a scrittoli e riconosciutegli le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 62 numero 6 del Codice penale, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. La sentenza dice colpevole. In tribunale a Vicenza il camionista Wolfgang Rieke è condannato a 4 anni di reclusione. Una storia che inizia il 30 novembre del 2022, quando il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin viene travolto e ucciso dal tir tedesco a Montebello Vicentino. Wolfgang Rieke, 63 anni, subito dopo l'incidente si ferma ma poi riparte per la Germania. Per questo l'accusa di omicidio stradale è aggravata dalla fuga, un reato per cui il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione. Ci aspettavamo una pena superiore rispetto a quella che era stata proposta in sede di patteggiamento, che era di 3 anni e 11 mesi, una pena leggermente più pesante, ma ripeto, insomma, la nostra è una presa d'atto, in quanto insomma, parlare di soddisfazione in questi casi non si può, in quanto ovviamente, scusate la frase fatta, ma Davide Rebellin è deceduto. Messo agli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano, Wolfgang Rieke il 23 maggio di quest'anno è stato colpito da un ictus ischemico. Per la gravità delle sue condizioni il camionista è tornato in Germania, dove si trova tuttora in cura. Se lui oggi era impossibilitato ad esserci, c'erano invece i familiari di Davide Rebellin, il fratello Carlo e la mamma Brigida, che, chiusi in un composto silenzio, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Hanno affidato le loro parole a un comunicato in cui si dicono moderatamente soddisfatti, sottolineando che però Davide non tornerà. Sono stati accompagnati in aula dal loro legale, l'avvocato Davide Picco, e dal consulente Alessio Rossato. Diciamo che la pena è relativa per loro, nel senso sono felici comunque sia stata presa una decisione e che sia stato dato questi 4 anni. Ovviamente non può compensare la perdita di una persona cara. Dispone la revoca della patente di guida di Rieke Wolfgang e manda al prefetto di Vicenza per i provvedimenti di competenza. Wolfgang Rieke è stato condannato anche alla revoca della patente. I legali del camionista tedesco hanno preso atto della sentenza, ma adesso sarebbero pronti a ricorrere in appello.
Non è andata meglio delle nostre aspettative, in quanto comunque ci sono vari elementi anche su quella che è stata la dinamica dell'incidente, che possono portare a conclusioni ancora più favorevoli al nostro assistito, e di conseguenza poi in appello cercheremo di far valere anche queste ulteriori ragioni. Pubblicati i dati ACI-Istat sugli incidenti stradali, vittime e feriti nelle province d'Italia. In Veneto la maglia nera tocca a Venezia con più 26 vittime in un anno. La maglia nera in Veneto per numero di incidenti stradali, vittime e feriti la porta a Venezia. Lo rivelano i dati ACI-Istat relativi al 2023 comparati a quelli dei 2 anni precedenti. Se nel 2022 i morti sono stati 51, nel 23 sono saliti a 77, dunque 26 in più. I feriti sono passati da 3.196 a 3.227. Il numero totale di incidenti è lievemente diminuito, passando invece da 2.384 a 2.348. Questi numeri, uniti a quelli delle altre province venete, confermano che gli incidenti stradali restano una piaga anche a nord-est. Fatta eccezione per Padova, che ha visto invece un netto calo, meno 26 vittime, e che in valore assoluto sale sul podio delle province italiane insieme a Novara, Alessandria e Torino. Sempre per valore assoluto, ma dal lato opposto, a seguire Venezia invece ci sono Bologna e Milano e Reggio Calabria. Un buon risultato lo raggiunge Treviso, che passa da 63 morti a 54, Rovigo da 22 a 14, mentre Vicenza da 45 a 43. Belluno da 16 a 19, in lieve aumento, così come Verona, che passa da 60 a 64. Prato, Genova, Monza, Brianza, Rimini, Fermo, Trieste e Milano sono invece le province in cui gli incidenti risultano meno gravi. In base ai dati ACI-Istat, dunque, nel 2023 sono stati registrati in media 456 incidenti, 8 morti e 615 feriti al giorno. Le statistiche provinciali mostrano dunque un lieve calo nel numero delle vittime, ma un aumento, seppure in misura contenuta, di incidenti e feriti. E un altro grave incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la tangenziale di Portogruaro, lungo lo svincolo per Summaga e Treviso. Un 50enne rappresentante della ditta Zanutta, residente nel portogruarese, è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro frontale con un mezzo pesante. Illeso l'autista, ma sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del pronto soccorso di Portogruaro, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Il traffico non ha subito ripercussioni. È un'escalation inquietante, quella delle aggressioni ai danni del personale sanitario. L'ultimo episodio si è verificato al pronto soccorso di Agordo. Ancora un episodio di aggressione ai danni di sanitari dell'ULSS 1 Dolomiti. Ad Agordo un'infermiera in servizio al pronto soccorso è stata colpita con un pugno da una paziente, a quanto pare irritata perché non le sarebbe stato consegnato il metadone che pretendeva. Un episodio, quello di Agordo, assolutamente deprecabile, assolutamente ingiustificabile, che però fa riflettere sul fatto che dobbiamo veramente recuperare un senso civico importante qualora ci rechiamo in ambienti come quelli appunto di cura, dove bisogna avere soprattutto il massimo rispetto per chi cura. La donna, seguita per la sua dipendenza da stupefacenti, era accompagnata da un uomo ed avrebbe anche estratto un coltello. La coppia, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata. Quello che inquieta è il costante aumento di simili episodi. Le do 2 dati che riguarda appunto l'azienda sanitaria ULSS 1 Dolomiti. L'anno scorso abbiamo avuto 69 segnalazioni di violenza, 41 erano verbali e il resto erano, come dire, fisiche. Quest'anno a settembre siamo a 66. Quindi vuol dire che siamo di fronte a un fenomeno che sta, come dire, si sta sviluppando in maniera preoccupante da questo punto di vista. Certo, non è possibile sicuramente avere un presidio di sicurezza in ogni ospedale, però insomma, ecco, bisogna mettere in atto quelle misure di vigilanza che sono importanti anche per detendere un po' questi aspetti. Proprio oggi ULSS 1 Dolomiti e prefetto avrebbero dovuto firmare un protocollo d'intesa a tutela dei lavoratori ospedalieri,
firma slittata a domani per cause esterne all'accaduto, ma che proprio alla luce dello stesso diventa assolutamente urgente e indispensabile. Avevamo questo appuntamento che per cause di forza maggiore viene rinviato, è la firma di un protocollo che sottolinea l'impegno che azienda sanitaria e prefettura hanno assunto nei confronti della sicurezza dei lavoratori e in particolare appunto dei lavoratori in ambito sociosanitario. Incidente sul lavoro nella Marca Trevigiana, precipitato accidentalmente da un ponteggio in un cantiere, ha riportato un trauma spinale, un 45enne di Valdobbiadene, dipendente di un'impresa edile. L'ennesima caduta, l'ennesimo drammatico infortunio sul lavoro, 8:30 del mattino, via Roccate, Ferrari a Valdobbiadene. Un operaio di 45 anni del luogo, intento ai lavori di ampliamento di un'abitazione privata, è precipitato da un'impalcatura cadendo a terra da un'altezza di 5 metri. I colleghi dell'impresa edile Miotto Germano hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in prima battuta per estrarre in sicurezza l'uomo dallo stretto passaggio in cui era finito e affidarlo poi alle cure del personale del SUEM 118, arrivato sul posto con l'ambulanza di Pedemontana Emergenza, l'automedica di Pieve di Soligo e l'elisoccorso di Treviso. E proprio in elicottero l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Cafoncello con una prima diagnosi di trauma spinale. Le sue condizioni sono serie. Del caso si stanno occupando carabinieri e ispettori dello Spisal. All'indomani della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, la Marca registra dunque un nuovo infortunio che fa lanciare una volta ancora ai sindacati l'appello alle aziende per una formazione continua dei lavoratori in materia di sicurezza. Ordinanza del sindaco di Abano Terme per la bonifica dell'hotel Alexander, dove sabato notte è divampato l'incendio con 40 persone intossicate. Il direttore della struttura spiega già pronti per iniziare i lavori di sistemazione. A seguito del rapporto stilato dai vigili del fuoco emaniamo un'ordinanza naturalmente di bonifica dei luoghi e di sistemazione degli impianti, a seguito della quale l'hotel potrà riaprire. L'hotel Alexander di Abano Terme resterà chiuso finché non verrà completata la bonifica e la sistemazione degli impianti danneggiati dall'incendio che ha creato il panico nella notte tra sabato e domenica, costringendo l'evacuazione dell'intera struttura alberghiera. L'hotel è agibile, ma l'area da cui è partita la scintilla è ancora sotto sequestro. Dobbiamo adesso rifare nuovamente quello che è andato perso tra impianti e tutto quanto. Ci stiamo muovendo, stamattina iniziamo a capire realmente il lavoro che bisogna fare e aspettiamo il dissequestro solo di un'unica stanza, l'unico office dove poi c'è stato l'incendio, e aspettiamo, siamo in attesa che ci diano l'ok. Il sindaco di Abano Federico Barbierato ha ringraziato i vigili del fuoco e i soccorsi che hanno messo in salvo tutti i 273 ospiti dell'albergo. 44 ricoverati per intossicazione dai fumi respirati sono già stati dimessi domenica nel tardo pomeriggio. All'ospedale Sant'Antonio di Padova restano ricoverate solo 3 persone per piccole fratture provocate nelle fasi concitate dello sgombero, che però non necessitano di interventi di carattere chirurgico e dunque dovrebbero essere dimessi a breve. All'interno dell'hotel c'erano i partecipanti di un convegno dedicato allo yoga. Tutti sono già tornati a casa, mentre 91 turisti sono stati spostati in altri alberghi delle terme. Nei piani dove è possibile accedere è già iniziata la pulizia delle stanze. Il direttore dell'Alexander spera di poter riaprire a breve, prima della fine dell'anno, visto che sono in programma numerosi congressi all'interno della struttura. Siamo già pronti con squadre di bonifica, con elettricisti che si possano mettere subito all'opera. Dobbiamo solo aspettare che ci dissequestrino questa benedetta sala. I debiti della superstrada pedemontana incideranno sui servizi della sanità. Lo dice il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni in vista del dibattito a Palazzo Ferrofini sul bilancio. 110 milioni di euro in 3 anni. A tanto ammonta il peso della superstrada pedemontana veneta sul bilancio della regione. Un bilancio, secondo il consigliere del PD Andrea Zanoni, da lacrime e sangue.
È una previsione veramente molto negativa per i contribuenti veneti, ma rose e fiori rispetto a quello che potrebbe essere, perché a mio avviso sarà molto peggiore. Perché questi 110 milioni di euro di buco sono previsti con delle entrate da pedaggio molto superiori a quelle che saranno. Secondo Zanoni, gli attuali flussi di traffico e le entrate derivate dai pedaggi sono molto inferiori a quelli che la Regione intende realizzare nel prossimo triennio. La superstrada pedemontana veneta si dimostra, economicamente parlando, come un cappio al collo per tutti i contribuenti veneti, che si stringe sempre di più man mano si va avanti. Per 39 anni dalle tasche della Regione, quindi dei veneti, uscirà un canone medio di 300 milioni all'anno a favore del privato che ha in concessione la superstrada. La previsione di incasso dei pedaggi è di circa 120 milioni. Quindi abbiamo ogni anno un buco di circa 180 milioni di euro. L'impatto sarà dunque sulla principale voce del bilancio regionale. Tradotto vuol dire taglio degli impegnative per chi deve mettere un proprio caro nelle case di riposo, taglio per quanto riguarda la sanità, quindi allungamento delle liste di attesa, problemi ai pronto soccorsi, problemi di mancanza di medici di medicina generale. Zanoni contesta infine la scelta fatta per la gestione finanziaria dell'opera. Questa è la traduzione di questo capolavoro al contrario che Zaia ha fatto quando decise di incassare come regione i pedaggi e di garantire per 39 anni un canone certo al privato. Cambiamo argomento, giornata importante per l'Università di Padova. A 100 anni di distanza dalla nascita e a 15 anni dalla chiusura è stato riaperto il Teatro Anatomico Morgagni. Fermo da 15 anni è stato ristrutturato e finalmente inaugurato il Teatro Anatomico di Via Gabelli. Nelle foto storiche di 100 anni fa si vedono solo 3 studentesse in prima fila, il resto sono maschi. Oggi le cose sono cambiate, il divario tra uomini e donne è stato ampiamente superato nella facoltà di medicina dell'Università di Padova e a 100 anni dalla sua creazione e da quella foto il teatro ora viene restituito agli studenti. Per anni è stato inagibile. Bisognava mettere a norma la struttura, abbattendo anche le barriere architettoniche, tenendo conto però delle prescrizioni previste dalla Sovrintendenza delle Belle Arti che lo tutela. Un progetto che ora è stato portato a termine e che dona a studenti e docenti nel suo splendore il Teatro Anatomico Morgagni. È rimasta la struttura, diciamo, come era all'epoca. Completamente innovative invece sono tutte, diciamo, le parti informatiche e multimediali dell'aula per una didattica, se volete, molto più moderna rispetto a quella dell'epoca. Il Teatro Anatomico Morgagni, ultimo erede del teatro cinquecentesco di Fabrici d'Acquapendente, fu costruito a partire dal 17 luglio del 1920 su terreni dell'ex convento di San Mattia, caratterizzato da una configurazione semicircolare e attrezzato con tecnologie moderne per l'epoca, ospitava fino a 95 persone ed era progettato sia per l'insegnamento che per la ricerca. Da un punto di vista di certe ricerche, malattie rare ma non solo, morte improvvisa è il mio campo di battaglia di ricerca da sempre, è chiaro che tu scopri la causa della malattia, le malattie che portano a morte purtroppo, soprattutto questi giovani, soltanto facendo un esame autoptico. Poi un ospedale di terzo livello come il nostro, che è centro hub per malattie rare, per interventi all'avanguardia, il controllo qualità è fondamentale in medicina, anche quando le cose sempre meno, si spera, vanno male, quindi sapere se si poteva fare qualcosa di diverso, se quell'esame diagnostico, se quella TAC, quella risonanza non ci hanno svelato tutto, lo puoi fare solo con un controllo post mortem. Un luogo della storia che ora continuerà a fare la storia della medicina. È davvero tutto, vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.